Gloria al Signore. Voglio parlarvi di un miracolo che Gesù ha fatto, che Dio ha fatto nel Vecchio Testamento, un miracolo che si è ripetuto nella storia di Israele. In Giosuè capitolo 3, leggeremo dal primo verso, libro di Giosuè capitolo 3, dal primo verso fino al verso 17. Amen. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio. Dio sia lodato. Amen. Giosuè si alzò la mattina di buon'ora e con tutti i figli di Israele partì da Sittim. Essi arrivarono al Giordano e là si fermarono prima di oltrepassarlo. Dopo 3 giorni gli ufficiali percorsero l'accampamento e diedero quest'ordine al popolo: quando vedrete l'arca del patto del Signore vostro Dio portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro ad essa. Però vi sarà tra voi e l'arca la distanza di circa 2000 cubiti. Non vi avvicinate ad essa affinché possiate veder bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete mai passati per questa via. Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Poi Giosuè disse ai sacerdoti: prendete in spalla l'arca del patto e passate davanti al popolo. Ed essi presero in spalla l'arca del patto e camminarono davanti al popolo. Il Signore disse a Giosuè: oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosè, così sarò con te. Tu darai ai sacerdoti che portano l'arca del patto quest'ordine: quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. Giosuè disse ai figli di Israele: avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Poi Giosuè disse: da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, gli Ittiti, gli Ivei, i Ferezei, i Girgasei, gli Amorei e i Jebusei. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi per entrare nel Giordano. Prendete dunque 12 uomini fra le tribù di Israele, uno per tribù, e non appena i sacerdoti che portano l'arca di Dio, Signore di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano, quelle che scendono dalla parte superiore, saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. Il popolo, partito dalle sue tende per oltrepassare il Giordano, aveva davanti a sé i sacerdoti che portavano l'arca del patto. Appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nell'acqua della riva, il Giordano straripa dappertutto durante tutto il tempo della mietitura, le acque che scendevano dalla parte superiore si fermarono e si elevarono in un mucchio a una grandissima distanza, fino alla città di Adam, che è vicino a Sartan, e quelle che scendevano verso il mare della pianura, il Mar Salato, furono interamente separate da esse, e il popolo passò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore stettero fermi sull'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutta la nazione ebbe finito di oltrepassare il Giordano. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi pure. Gloria a Dio. È un miracolo che si ripete dopo 40 anni circa. Vi ricordate? Il Mar Rosso fu aperto. Dio fece un grande miracolo. Aprì il mare, tagliò il mare, si alzarono queste mura di acqua. Il popolo di Israele passò all'asciutto. Erano inseguiti dagli egiziani. Man mano che il popolo passava,
il mare si chiuse di dietro e fece affogare gli egiziani che inseguivano il popolo di Israele. Ma questa non è la generazione di 40 anni fa, è una nuova generazione. Quella generazione non è entrata nella terra promessa. Sapete perché? Perché fu disubbidiente. Amen. Nonostante videro grandi miracoli da parte di Dio, furono disubbidienti e sempre scontenti. Assillavano Mosè appena avevano qualche necessità e ricordavano il passato in Egitto non con disprezzo, ma quasi con nostalgia. Oh, come si stava bene in Egitto, non ci mancava nulla. Sì, però erano schiavi. Amen. Lavoravano dalla mattina alla sera, non avevano nessun diritto, erano schiavi, non avevano nessuna libertà, però oh, come si stava bene in Egitto. Eppure Dio ha fatto grandi cose per questo popolo, per quella generazione in modo particolare. Ha costretto il faraone a lasciarli liberi. Vi ricordate come, no? È storia. Ha costretto un uomo che pensava di essere al di sopra di Dio, lo ha costretto a lasciare libero il popolo di Israele. Ha aperto il Mar Rosso. Mosè, come faremo? Ci porti a morire. Abbiamo il mare davanti a noi, chi sa nuotare? Il mare si aprì. Com'è? Attraversarono il Mar Rosso. Giunti sul monte dove Dio aveva stabilito di incontrarli, Mosè salì sul monte per ricevere la legge. Aspettate, io devo salire sul monte, Dio mi darà la sua legge. Aspettate. A quanto torna Mosè? Aronne, dove è finito Mosè? Ci ha lasciati. Facciamo un Dio. E forgiarono un Dio, una statua, con i gioielli che avevano portati dall'Egitto, con l'oro che avevano. Non seppero aspettare, non avevano fiducia nel Signore. Non avevano fiducia nel servo del Signore. E poi invece scende Mosè con la legge. Appena si accorge quello che stavano facendo, oh, forse avrei fatto anch'io la stessa cosa. Si arrabbiò. E come si arrabbiò? Prese quelle tavole, le ruppe. Alleluia. Poi Dio fu buono, gli ha dato nuovamente le tavole della legge a Mosè. Ma intanto quelli che si ribellarono, Dio non li ha voluti premiare. È scritto anzi che li ha avuti in disgusto, perché non sono stati ubbidienti. Dio li avrebbe portati alla terra promessa e invece li ha fatti vagare per 40 anni nel deserto, finché ad uno poi morivano. Gloria al Signore. Questa è un'altra generazione, è una nuova generazione. Solo Giosuè e Caleb furono i superstiti, perché furono fedeli al Signore, rimasero fedeli al Signore. Alleluia. È una generazione che non ha ancora visto la gloria di Dio, ma Dio li sta preparando per rivivere le stesse cose che hanno vissuto quella generazione.
Ora io mi chiedo, la nostra generazione, che generazione è davanti a Dio? Ho conosciuto tanti fratelli anziani nella fede, ormai andati con il Signore, che mi hanno raccontato cose meravigliose. E io da bambino stavo lì ad ascoltare ed ero affascinato da queste cose che mi raccontavano. Da come il Signore gli apriva la strada per l'evangelizzazione. Un giorno mi raccontò un fratello che non sapevano, la strada era buia, era notte, e apparve uno con una macchina e disse: seguitemi, so dove state andando, seguitemi. I fratelli si guardarono in macchina, seguiamolo, e li ha portati lì dove dovevano andare, e poi non lo videro più. E io rimasi affascinato da queste cose. Questo è vedere la gloria di Dio. Amen. O no? Amen. Questa generazione ancora non aveva visto la gloria di Dio. E Giosuè era stato chiamato a sostituire Mosè, che nonostante le ribellioni di Israele vedevano in Mosè il leader capace di guidarli comunque. E l'uomo di Dio che invocava Dio e riferiva la parola di Dio al popolo. E Giosuè è chiamato a sostituire Mosè, forse dentro di sé aveva questo timore: ma riuscirò io a sostituire Mosè? E Dio interviene: come sono stato fedele con Mosè, sarò fedele con te. Amen? Amen. Perché chi fa la differenza non è l'uomo, è Dio. Alleluia. Gli uomini passano, gli uomini passiamo. È vero? Amen. Ma l'opera di Dio rimane. E dobbiamo pregare il Signore che le nuove generazioni possano continuare l'opera che stiamo facendo, che abbiamo iniziato. Amen? Amen. Per di questo c'è bisogno oggi. Nella Chiesa oggi c'è bisogno di una generazione che accetti Cristo nella propria vita, Amen. che lo accetti veramente, che faccia le stesse esperienze potenti e anche di più di quelle che hanno fatto chi ci ha preceduto nel Signore. Alleluia. Perché l'esperienza è quella che consolida la fede. Siete d'accordo? Le esperienze con il Signore che noi possiamo fare sono quelli che consolidano la nostra fede. E Dio vuole che la nostra fede sia ben radicata. Amen? Dio non ci chiama ad essere dei creduloni, ma dei credenti. Amen. E i credenti si accorgono che quello a cui hanno creduto corrisponde alla realtà. Amen? Il nostro Dio non è un Dio di fantasia, è un Dio reale. Dio c'è, Dio esiste. Amen? Alleluia. Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliuolo, Gesù Cristo. E credo che la storia di Gesù sia la storia più bella che esista nel mondo, vero? E anche oggi questa storia va raccontata. Amen? Il nome di Cristo va annunciato. Gloria al Signore. Giosuè parla al popolo di Israele e dice: preparatevi, santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Per vedere le opere di Dio, la gloria di Dio, bisogna prepararci. E spesso si critica sempre la Chiesa, il pastore, non vediamo niente, ma siamo preparati per vedere. Pensa se vedi e poi non credi, perché al tempo di Gesù hanno visto, ma non è che tutti hanno creduto. Siete d'accordo? Perché? Perché non erano preparati. Ora, quando Giosuè dice santificatevi, perché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi, vuol dire preparatevi a vedere la gloria di Dio. Alleluia.
E noi dobbiamo prepararci per vedere la gloria di Dio. Amen. Amen? Amen. Dobbiamo prepararci facendo entrare il Signore nella nostra vita, esaminando noi stessi e rendendoci conto se veramente abbiamo creduto con tutto il cuore. Amen? Amen. E siamo disposti a sopportare ogni cosa per la fede che ci è stata una volta insegnata. Amen? Amen. Oppure di fronte alle prime difficoltà che possiamo incontrare, la nostra fede così facilmente vacilla. È un continuo esame, io faccio questo esame ogni giorno nella mia vita. Signore, come sono io davanti a te? E scopro sempre di avere bisogno della sua grazia. Amen. E non solo io, credo tutti noi abbiamo bisogno della grazia di Dio. Alleluia. Amen? La generazione nuova, poi preghiamo tanto per i nostri giovani. Ma cosa stanno vedendo i nostri giovani? Che esempio gli stiamo dando? Signore, ti preghiamo per i nostri giovani, ma che esempio stiamo dando ai nostri giovani? Signore, fa che i nostri giovani frequentino la Chiesa. E noi siamo i primi a frequentare saltuariamente la Chiesa. È vero? È un'incoerenza che tocchiamo con mano. Signore, ti prego per i nostri figli, ma che esempio stai dando ai tuoi figli? Io so comunque una cosa, che Dio è buono. Amen. E nonostante i nostri errori, Dio ha in cuore la salvezza dei nostri figli. Amen. Amen. Perché io credo alle promesse del Signore, come abbiamo cantato. Alleluia. Una promessa è: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Amen. Questa è una promessa, vero? Alleluia. Un'altra esortazione che dà Giosuè al popolo è: avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Avviciniamoci. Perché vivere distanti dalla comunione fraterna, dalla Chiesa? Ma che utilità ne hai? La tua anima si sazia? Io credo di no, fratelli. Il Signore ci dice di accostarci, stare insieme, di radunarci. Se il salmista scrive quanto è bello e quanto è caro che i figlioli di Dio dimorino insieme, credo che ci sia qualcosa di buono, no? Amen. Nello stare insieme, Alleluia. o no? Amen. Gloria a Dio. Avvicinatevi, ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Ascoltare la parola di Dio è fondamentale. Nel culto la cosa più importante è la parola di Dio. I canti sono solo un contorno. La preghiera è importante. È l'ascolto della parola di Dio che deve essere vissuta, interiorizzata dentro. E questo fa la differenza. Amen. Dio ci dia un cuore sensibile, adatto a vedere la sua gloria. Amen. Alleluia. Dà delle istruzioni, prendete 12 uomini fra le tribù di Israele, uno per tribù. Non appena i sacerdoti che portano l'arca di Dio, il Signore di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano, quelle che scendono dalla parte superiore, saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. Succederà questo. Voi fate quello che vi si dice di fare. Poi il Signore farà l'opera sua. Amen. Alleluia. Amen. L'arca che rappresentava la presenza di Dio doveva per primo andare avanti. Il popolo doveva stare dietro quanti cubiti? 2 cubiti mi pare, no? Che corrisponde a 1 chilometro circa di distanza.
affinché voi possiate vedere la via. Dio vuole che noi vediamo la via. La via da seguire è Gesù Cristo. Amen. Amen. Gesù è la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. È successo quello che si aspettavano, che il Giordano si aprisse. Addirittura era una stagione ricca di acqua, straripavano le acque del Giordano, eppure il Signore ha fatto il miracolo. Si aprì il Giordano e il popolo passò all'asciutto, ancora una volta, vedete? Lo stesso miracolo di 40 anni fa. Certi miracoli vorrei che si ripetessero. Amen. Quel miracolo il Signore ha fatto nella mia vita quando mi sono convertito, vorrei che si ripetesse ogni giorno. Perché a volte viviamo cristianamente di rendita, di quell'esperienza fatta 40 anni fa, 50 anni fa. Non può essere così, fratelli. Gesù è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Alleluia. Amen? Amen. Ancora oggi noi possiamo sperimentare la gloria di Dio. Se lo vogliamo, se lo desideriamo, se è la cosa più importante per noi. Amen? Amen. Altrimenti possiamo ingannare noi stessi frequentando la domenica alla chiesa. E neanche tutte le domeniche. Possiamo ingannare noi stessi, battendoci il petto. Io amo Gesù. Parlando agli altri della nostra fede. Ma se gli altri vedono incoerenza in quello che diciamo, non stiamo facendo del bene all'opera di Dio. Anzi, è meglio che tacciamo. Amen. Io preghiamo per queste generazioni nuove. Amen. Amen. Veramente, le nostre generazioni siano generazioni preparate a vedere la gloria di Dio. Amen. Non so quando il Signore tornerà, ma so che tornerà. In certo senso Mosè quando salì sul monte non è che ha dato un tempo, no? Aspettatemi, non so quanto Dio mi terrà su, ma voi aspettatemi. Guardiamo la stessa cosa col ritorno di Gesù, no? Stiamo aspettando il ritorno di Gesù. Amen. Non sappiamo quando tornerà, ma il Signore ci ha lasciato dei segni. E questi segni li stiamo vedendo? Io credo di sì. Amen. Amen. Proprio ieri sera abbiamo guardato un film, prima dell'Apocalisse. Si parlava di questa crisi alimentare nel mondo mondiale. Stiamo vivendo questa crisi alimentare. Sono dei segni evidenti che ci parlano del ritorno di Gesù. Non possiamo rimanere impassibili. Dobbiamo avvicinarci di più al Signore e lasciare quelle cose dentro di noi che ci tengono lontani dalla Sua presenza. Amen. Gloria al Signore. Dobbiamo impegnarci di più nella preghiera, nel chiedere al Signore con insistenza. Amen. Non ci scoraggiamo se dopo che preghiamo non avviene la risposta. La risposta verrà. Tu continua a pregare. Amen. Il tuo compito è pregare il Signore, aspettarlo con fiducia. Amen. 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 E si vedrà la gloria di Dio. Alleluia. Questa generazione ha visto la gloria di Dio. Non fu il Mar Rosso, ma fu il Giordano, il primo ostacolo per entrare nella terra promessa. Poi c'erano gli abitanti della terra promessa e Dio ha promesso che avrebbe scacciato queste popolazioni. Israele non aveva un esercito preparato, eppure questi nemici sono stati sconfitti, perché Dio quando fa una promessa la mantiene. Amen. 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 Alleluia. Vogliamo accostarci al Signore ancora in questa mattina, con piena fiducia, come è scritto agli Ebrei, riconoscendo
che Egli ricompensa quanti lo cercano. Noi vogliamo cercarlo con fede. Amen. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore, ci alziamo in piedi, gloria al Signore. Alleluia, vogliamo pregare il Signore.